Noi abbiamo bisogno di andare avanti e per far questo hai bisogno che tutti noi ci vacciniamo e quindi che tutti abbiamo in mano il Green Pass. Il Green Pass come unica via per andare avanti. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, suona la carica. Non piace a nessuno di noi dover avere ulteriori incombenze, per cui il Green Pass può sembrare una seccatura, una cosa fastidiosa, ma in questo momento è importante perché ci sta consentendo di non tornare indietro, cioè di non tornare alle chiusure, a quello che abbiamo vissuto per oltre 1 anno e mezzo. Non si può e non si deve tornare indietro, ma il Green Pass, questo Green Pass, per come è stato studiato, ha sollevato molti dubbi, soprattutto da parte di bar e ristoranti. Purtroppo basta un imprevisto per mettere in crisi il sistema. Il maltempo insegna. Quando arriva un'acquazzone, i titolari dei locali con imbarazzo non possono far entrare i clienti senza Green Pass. Sinceramente chi aveva il Green Pass l'abbiamo fatto accomodare, chi non l'aveva hanno lasciato le pizze e tutto sui tavoli, se ne sono andate e l'ho offerto anche da bere. Non avevamo più modo come... cosa vai a fare in quei casi là? D'altra parte i locali devono gestire i loro spazi al meglio, i posti all'aperto vengono occupati obbligatoriamente da chi non ha il Green Pass e così capita che chi ha il pass sia costretto a prendere posto all'interno perché il plateatico è già pieno. Insomma, non è facile per i gestori e si creano situazioni fastidiose anche per i clienti. Noi gestiamo la terrazza della Basilica e lì è una cosa estremamente spinosa perché credo che anche quelli che hanno il Green Pass abbiano il fastidio di esibirlo, insomma non vedo che il Green Pass è entrato nella testa delle persone. Per i ristoratori ci sono problemi perché chi vuole stare fuori, chi vuole stare dentro, poi quando arrivano i temporali succede che ci troviamo tutti in una maniera che chi va di là, chi va di qua, e allora non è facile. Non è facile, ma bisogna andare avanti e Giacomo Possamai invita tutti a dotarsi del Green Pass. L'importante è che tutti ci dotiamo di questo strumento perché ci consente, ripeto, di non tornare indietro, di non tornare a una stagione buia che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo.